化けのたい子供なのね夢を追って傷ついて嘘が下手のくせに笑えに笑顔を見せた I love you ろくに言わない口下手でこんなに不器用なのにどうしてさよならは言えたのダメダメダメダメよダメだよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたい lanciato pure l'audio così andiamo meglio verso tipo baka mitai honto baka de anta shinjiru bakari de tsuyoi oa no furi setsu na sana yokaze abiru no quello non è vivo hitori ni matte sanbe yatsuki machinami sawa kawarimashita nanoniどうして未練にだけ置き去りお前にろくな男やない揃いの指輪外しますざまみろせいせいするわいい加減待っててもバカみたい No, Pasqua è passato, quello non è risorto neanche Gesù. È solo la serata del Summer Game Fest. Tranquillo, l'inizio. Poi persona esce. Forse domenica. Ma poi All together! Dame dame, dame io, dame nano io. Anta ga suki de, suki de. Sempre te. Dore da che tsuyoi o sake de mo yugama nai omoide ga baka mitai あんまりろくな男やない揃いの指輪外しますざまみろせいせいするわなんなのよこの涙バカみたい grazie, grazie a tutti, grazie ai nostri fans. Noi siamo le Antri e siamo le più grandi cantanti di K-pop della storia del web. Sì. Ah beh, quello però vedi che non sei un vero fan. Vedi quello, io l'ho sempre detto. Allora, quello, eccoci qua. Eccoci La lore qua. narra. La lore narra quando noi tanti anni fa iniziamo pure in live a portare Yakuza e iniziamo a cantarla così in live. Mo Gianmarco prima di iniziare ha detto facciamo il nostro rito scaramantico che non facciamo da tempo, quindi ho settato un attimo la canzone ed eccoci qua. Quindi se stasera ci sono delle bombe
è merito nostro. Diciamo che ci hanno sentiti cantare in giapponese, persone del Giappone ci hanno detto vabbè, non male, non Giusto, bene, però giusto. non male. L'importante è non fare schifo. Poi dopo si è andati all'Ikea, Allora, un attimo però che l'ho trovato. aggiusto qui. Così un bel bicchierone di Monster anche per te. Ok, quello ci siamo, 5 minuti al termine. Summer Game Fest. Stasera si vede GTA. Dai, 5 minuti all'inizio. 5 minuti all'inizio. Del pre-show che anticipa Lo show video del prossimo conto alla rovescia di 40 minuti. E là io dirò 2 o 3 paroline inneggiando a dei vecchi tempi storici. Sì, ci assumiamo la responsabilità che noi abbiamo Sì. cantato come segno di buon augurio, però se escono delle merde ci assumiamo la responsabilità. Luca, mettiamo caso, a noi ci annunciano persona, se poi a voi altri non piacerà un cazzo, il problema sarà vostro. Noi abbiamo fatto la persona. Ne voglio pure approfittare perché poi ho letto dopo questi giorni Bravo, i casini, i bordelli successi e quant'altro per God of War, gli altri titoli annunciati. Capite un cazzo, non capite? Posso dire la mia? Abbiamo visto 20 cazzo di minuti, ma che cazzo vi lamentate a fare? Sono d'accordo con quello che ha detto Giuseppe stamattina, perché stavamo un attimo commentando la cosa. Giuseppe ha detto si è vista poca violenza nel trailer. Essendo un God of War abituati a Kratos, diciamo mi trovo col suo ragionamento che se fai un titolo della serie God of War, a prescindere dal protagonista, perché è buono cambiare punto di vista per portare avanti la storia, però deve rispecchiare i canoni di God of War. Ah, quello sicuramente. Però c'è da dire pure che la moglie di Kratos non è Kratos. È un gioco si è chiamato God of War per attirare la gente. Quello assolutamente. Io lo sto vedendo come un collegare quello che è successo a lei nel frattempo per mandare avanti la trama di Kratos e che qualcosa uscirà là dentro o serve Kratos. Io non il gioco è ambientato durante i primi 2, sì. Quindi bisognerà capire magari in determinati momenti dove ci stiamo trovando nella timeline di Kratos. E penso che ci sarà qualche collegamento e verrà spiegato tutto. Il problema che molti stanno facendo, a parte che è stata usata l'attrice così, e che cazzo ci avete dato? È brava, è ringraziamo bella, Karen, sa fare il suo atto, ma non rompi i coglioni. È amica di Daredevil. Anche questa cosa è sempre non solo se lo tromba proprio, quindi sorella. Tanto ho letto pure che è giocatrice di D&D e Master. Quindi anche per fare un po' di, come si chiama? Non so manco come si chiama, un po' di rage, un po' di rage bait? Sì, un po' di rage bait, un po' quant'altro. Ho visto negli ultimi giorni canali, anche italiani, ma soprattutto esteri, un consiglio. Non capito un cazzo di videogiochi, state vizi. Suca, quello voi e chi vi commenta in un certo modo siete inguardabili, siete veramente veramente inguardabili. Sembrate professori di sto cazzo, ma senza capire voi in primis quello che state vedendo. Cosa che noi stiamo dimostrando sempre più di saper fare. Non so, in maniera onesta, tranquilla e diretta. No, non è... quello io a volte mi preoccupo di parlare così. Io non voglio essere quello che è arrivato in città e detta legge e quant'altro. Io non sono nessuno e voglio restare nessuno. Il problema sono chi è su internet ed è nessuno e dice cazzate, e non solo si crede di essere chissà chi, ma che poi si tira altre pecore che di loro volta assumono atteggiamenti negativi credendo, soprattutto nell'ambito dei videogiochi, che certe cose è giusto lamentarsi in questo modo qua, mettiamola così. Perché proprio sullo state of play dell'altro giorno, ma penso stiamo un attimino tutti zitti e calmi rispetto soprattutto agli ultimi aspettiamo i titoli che escono, proviamoli, vediamoli e poi diamo un giudizio. Dare una prima impressione è un conto, ma dire come si sta sentendo tantissimo in giro per God of War e altri titoli, no, questo fa schifo, ma ci hai giocato? L'hai provato? Ci hai fatto delle prove? No, allora taci, aspetta come tutti quanti gli altri. O ti fai leccare il culo e ti vai a fare i press tour e quant'altro e poi dici che è bello, poi in realtà è brutto. No, quello allora la selezione naturale, come dici tu, un attimino spinta, perché io quello che vedo, sì, ce la fai giusto. Quello che vedo è che questi canali e questa tipologia di persone, tutto sto discorso, non è che sta perdendo punti sui social e quant'altro, anzi ne sta guadagnando. Troppo non può esserci selezione di qualità, la selezione naturale sulla qualità e su chi fa gli streamer se dall'altro non iniziano a bloccare chi si comporta in un certo modo.
Ma quanto cazzo li bloccano Twitch e quant'altro? Gli fanno fare soldi? Parliamoci chiaro. No, io più che per l'abbattimento selettivo sono per far autocadere le persone da sole, cioè più mi diverto di più personalmente. Cioè non devo essere io o le persone che conosco o altri a dimostrare con i fatti un modo di comportarsi e il portare determinate tematiche. Noi cambiamo con una cosa, noi qui siamo nessuno e vogliamo continuare ad essere nessuno. Se da qui al futuro dovesse arrivare sul canale, sui social o quant'altro, anche qualcuno con numeri grossi che si permetterà di dire sul come portiamo le cose e quant'altro, la risposta sarà una e una soltanto. Non ci siamo cacati finora, chi cazzo sei? Arrivederci. Punto. Signori, 10 Buon secondi. divertimento a tutti. Quello resta un po', dai, stasera, vedi? Quello Oggi oggi è serata di festa, resta un pochettino. È giugno. Non tanto, Non rompere i coglioni. Vediti una ventina di minuti. Giusto Dai. all'inizio, giusto il trailer di GTA all'inizio. Ah. 2, minchia. Allora 10 minuti quello, 10 minuti puoi restare. Te li puoi concedere 10 minuti. Vediamo il titolo d'inizio. Cazzo. Vai quello, porca la puttana. No, mentre sia cazzo resto, nel senso come cazzo resto. No, cazzo resto lui perché mo adesso resta. No, ok, va bene. Va bene. Vediamo il 9 primo minuti titolo. e 20 secondi. Vai quello, Ma timer. Quello oggi è giorno di festa per noi con questo, speriamo. Fratello. Cacci persone, Cacci persone e finisce bene per tutti. Quello domenica. Ah, domenica, scusami. Domenica. Qui in tutta sincerità mi aspetto un altro titolo, il remake di Code Veronica. Quello io penso che è lo Smash. Sì, Geoff si sta tirando. Geoff, però si sta non tirando, presentiamo titoli manco Walk peggio come fatto l'anno scorso che poi dopo una o 2 settimane chiudono e figure belle. Mi raccomando, soprattutto per piacere, delle date di uscita e non che la fa una cosa Nero. semplice, far vedere gameplay con qualche cutscene, no, motore di gioco, data, se non c'è la data un anno, periodo, se no facete venire. Anche te lo dico, se inizio a vedere 2029, 2030 inizio Gianmarco, a te lo dico già adesso, questi saranno i titoli di questo inverno. Ci sarà la stessa situazione forse di Sony. Settembre e dicembre c'è il vuoto perché nessuno se ne va contro il cinema. Ed è stato confermato, se ho capito bene, che la Steam Machine esce quest'estate. Chi non ha un computer e vuole farsi una consolina da game con Steam, te ne compri una, te la metti là e c'hai tanti giochi da giocare. Ah, boom. Vorrei giusto aspettare di vedere qualche zone per vedere effettivamente quanto è potente, così da consigliarla. C'è stato un attimo C'è qualche problema? Signor Geoff, c'è un problema con la live. Si è desincronizzato? Sì, è un problema. No, è un problema della live di YouTube che lancia la pubblicità. Aspetta che si schifa. Non t'azzardare a lanciare la pubblicità mentre sta facendo il trailer di Resident Evil. Mixtape, no, non c'è qua. C'è per me. Dragon Age, no, non c'era. Tutti i titoli walk confermati dell'ultimo periodo e titoli fatti con mentalità forzate dentro non c'erano qua. Non hanno venduto 1 milione di copie. Che strano. Dai prototipi non è niente eccezionale, però è comunque una bella cosina. Assolutamente. Both of those kinds of success matter. The truth is, not every game has to be for everyone. That's what makes this medium so exciting right now and makes SGF so rewarding. Because this show helps drive discovery. Help you find your next Sì, giusto. No, aspetta, sta facendo, siamo come bilanciati, giusti. Sta dicendo cose giuste. Sì. Però sinceramente, fai un trailerino d'apertura e poi dicevi 2 parole. C'è il rientro, dice quello. Aspetta, fammi Faccio così controllare. un'altra No, volta. aspetta, ho capito cose. Aspetta, ho capito cose.
Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Aspetta che parte Questo è quel gioco. C'è ancora quel gioco con Black Panther e Capitan Sì. America di cui poi non si è visto più niente. Aspetta, mo aggiusto un attimo qua perché ho aggiornato ma non ho fatto riduzione del rumore. Bussiamo un citofono. Ok, ci senti? Quello, facci sapere se c'è il ritorno. Io posso scendere Giovanni a giocare. Yes. So, you're the American who called earlier. The sister of the man on the third floor. Ah, welcome to Paris. It's so nice to meet you. Questo è il gioco di Blade, che Banco non si è visto più poi. Come in. We don't want you to catch Salve, us. chi siete? Signora, che bella A posto, cosa. grazie quello. Your brother is. Ho aggiornato Nvidia e non ho riattivato i filtri. Testa di cazzo. In we go. Ma chi sei? Vecchietta, perché devi morire tu adesso tra atroci sofferenze? Io non so perché sto pensando al film Rec. È tornato di nuovo nella scena. È un problema della live lore. Oh no. Mais quel pagaille. He's made such a mess again. Think, I just cleaned it up a week ago. It's like a boulder rolled through here. Huh? Chi sei tu? Delightful biscuit. Chi sei? I'm sure he won't notice if we help ourselves. Oh, long. I'll bring some nice coffee to go with the biscuit. Io non so, già, ma no. È successo qualcosa sicuramente, non so cosa. È un titolo ambientato a Parigi. Sarà un Non investigativo. vedo o non ci ho fatto caso. Io penso che sia qualcosa, qualche titolo che forse conosciamo. Poi se è NP nuova, tanto ti Io guadagniamo. credo sia nuovo invece, lo sai così? Poi si apre la porta ed esce sopra. Questo è Kingdom Hearts 4, ambientato a Parigi. Chi è? Vabbè. Così, da fare in live come ambientazione ce l'ha tutto. Sì. Ci sta. E chi sei figliuolo? No, Dai, bravo quello, diglielo. No, no. Ehi, Cos'è, Resident Evil? ehi, non scherzare. Ma Resident Tu Evil stai nuovo. scherzando, ma tu hai Resident È Resident Evil ma che 10. cazzo stai dicendo? Ma tu che cazzo stai dicendo? Già subito, così dopo È no, Resident Evil 10. no, non è possibile. È Code Veronica. Secondo me È il remake di Code Veronica, già Veronica, sì. Parigi, perché all'inizio c'è la parte dove fai l'assalto all'Umbrella, quindi si vedranno gli uffici dell'Umbrella finalmente. Oh, già Qua Reagan sei arrivato in tempo. Oh, aspetta, devo pulire un poco. Ma questa quindi lei è Questa è Pietrona. Claire, sì. Qua, Pietrona, lo sì, zio, sì. Il primo predict l'ho preso, per me va benissimo già Tu così. sei contento, lo zio? Ah, No, e come dice Gineprio, Onesto. va bene Onesto. così stasera. Onesto. Ragazzi, per me sto a posto così. 2027, l'anno prossimo, Resident Evil Code Veronica. Sto a posto. Io ho fatto, Gianmarco, io ho finito. Quello, Devil May Cry 6. quello, buonanotte a tutti. È finita la live a questo punto, No, perché se già iniziato, io sto a posto. Mi pareva dal mood Resident Evil, però Git Francia, non collegavo. Ah, che uccisa. Caccia la demo. Caccia la demo subito e me... No, lo zio. No, non ci credo. Cuphead 2. Non ci credo. Dai. E va bene così, Gianmarco. Cuphead 2. Ah, faccio tu cazzo. Sì, tu. Caccia ti sei. Vabbè.
Con quello che avete fatto nel primo, anche che fate una presentazione così dove non mostrate il gioco, ma va benissimo. Va benissimo. Sto pensando ancora a Code Veronica. La caccia di Serin. Oh, c'è una sorpresa. Stanno lavorando a 2 progetti contemporaneamente. Buono, ottimo. Anzi. Vediamo. La lettera d'amore ai videogiochi. Mighty Anzi. Aspetta che c'è la cabola, aspetta. Ok, qui va benissimo. Un Cuphead in 8 bit, se avevo visto bene. Sì. Ok. Complimenti. Minchia. Più Cuphead 2 a Però è in early development, quindi però lo stiamo facendo. Già, Box, è la cosa che ho detto prima. Lo studio ha dimostrato, seppure con un annuncio così, dici lo stiamo facendo. Complimenti. C'hai fiducia. Quando acquisisci fiducia da parte dei videogiocatori, ma prenditi il tempo che ti No, serve. avevo contentissimo. Ma vai proprio tranquillo. Regen mi seguo come nostra Lopiteco. Io sono venuto già con Resident Evil. Ma io ho già dato. Io uno ne avevo chiesto, mi è stato dato appena iniziato il tutto. Va bene così. Now this next one is very special for me. It's a game we've all been waiting to see for a long time. GTA. Dai, caccio trailer e GTA, dai. O Kingdom Hearts 4. Io fermi tutti? Pre-alpha. Ok. 20 Century Games. Auto Simulator, non penso lo scartiamo. Sì. Sega. Non mi dire che... Questo è il remake di Altered Beast. Quando Sega annunciò un paio di Me lo anni fa i ricordo quel remake gioco. dei loro titoli di base, quelli più conosciuti. Creative Assembly. Japan, parla Japan. Shinobi non penso. What is this? Sega, che cazzo hai nominato? Video d'evacuazione. Queste Alien Isolation 2, già ma... È l'alien nuovo. Pure Queste quelli Alien che non ha scritto. Isolation 2. Queste Aspetta alien un nuovo, attimo. sì. Aspetta, ma queste Alien 2. L'ha fatto Sega? Sì. Ah, ok, no, non lo so. Il primo sì. Non mi volessi sbagliare, però questo Allora, Alien ma mi sa che è Isolation lui. È lui, è lui. È lui. Questo si deve fare oggi, bestemmiato come un caimano bizantino col primo. Sì, Mamma mia. butta dentro che sto Summer Game Fest sta partendo benissimo. Appena a posto. Si inizia una bomba comunque quest'anno. Io a posto. Mutande ancora sporche. And I'm Anna Sobikova, art director of Alien Isolation 2. 2027. On behalf of the whole survival team at Creative Assembly, Qui non c'è manco una data. return to the survival horror genre. It's been 12 Uno o years 2 anni. since the first Alien Isolation, Sì. and we're continuing Però li si aspetta con piacere. an authentic new chapter Sì, built sì, on sì. the core isolation experience of escaping the terrifying, unkillable, relentless alien. And this time, we're unleashing the alien on an unsuspecting colony world. From the claustrophobic confines of the colony itself to the exposed, stone-ravaged landscape surrounding it, Kurosaki Station is a new hunting ground for the ultimate apex predator.
Players will face a desperate struggle. Col primo, la prima volta, oh, mi butto nell'armadietto così non mi trovo, gira, se ne va, ritorna l'armadietto, morto. No. Quindi questo c'è anche una zona oltre alla base. Sì. Va Thanks so bene. much, Anna and Al. Today, we are honored to have one of gaming's true visionaries here with us in the Vabbè. audience. Continuiamo così, stiamo andando bene quest'anno. Reminded us that games can be emotional and deeply human. From Eco to Shadow of the Colossus. È quello là nuovo che vedemmo un trailer l'anno Oh, scorso. aspetta un attimino, il creatore di Ico, Shadow of Colossus, eccetera, eccetera. Aspetta. Legendary Fumito Ueda-san. Uè, mamma, maestro. Maestro. Adesso con The Last Guardian c'è andato un po' di problemi. Mo questo. Let's talk about his next game. A few years ago, we gave you an early glimpse. Quello del robot, col robottone gigante, eccetera, eccetera. Well, now it's time to step deeper into the mysterious. Mamma mia, caccio, questo è devastante sto gioco. Ueda's first game in a decade. Let's take a look. Atmosfera celestiale, perché a questo punto. Spazio, c'è un robottone gigante lì vicino. Questo, se per caso come impostazione, è proprio come Shadow of Colossus, quindi mappone grosso dove c'hai pochi nemici e quant'altro, ma devi risolvere tu quello che cazzo devi fare. Attivi lo bottone Sì, questa è una e mina. giochi. Oh porco Questa è una mina, sì. Dio, sì, se ci divertiamo. Vedi, tu ti muovi con la testa, l'attacchi al robottone e ti sposti il massone. Ci sono un attimo dei frame che vanno Sì. meno, Sì, maestro, maestro, frame, maestro, ottimizziamo un po', E lui all'epoca riuscì a fare Shadow of Colossus, che quelli sono i nemici più grossi che si sono mai visti in alcuni giochi, c'erano solo loro. Qui si parla di robottoni, maestro, e robottone cazzotto con la testa. Gen Atlas. Ok, wishlist now. Minchia, solo PS5 PC Xbox. e Epic Store, che è Epic Store. Dico niente Switch. I cannot wait for Gen Peccato. Thank you. Allora, guarda, io ti dico, io ho provato Pragmata su Switch 2, tu lo sai che l'ho finito su PC, io ho detto come cazzo sta girando Pragmata sulla Switch 2, quindi forse, magari in un secondo momento, Perilous eastward odyssey with your son, fighting against impossible odds. prego, dite. Oh, quello, buonanotte, grazie per essere rimasto di più. Quello, buonanotte. Ci Ha risentiamo. portato fortuna quello, ehi, tu piccione rimani in live, quando ci sei tu succedono le cose belle. Hai visto? Mo ti banneremo la prossima volta. NetEase, gioco ambientato in Cina nell'859. Periodo di Gengis Khan, invasioni, eccetera, eccetera. Tu chi sei? 24 Entertainment. Si qualifichi. Suka quello, ti voglio bene, vero, dai. Pure se Suki. Io sento puzza di Dynasty Warrior, però NetEase no. Oh, Ah, bel graficone c'ha sto coso. ok, a livello grafico ci siamo, ci fai vedere un po' di gioco. E questo può essere gioco. Sono tante cutscene messe insieme. Prima, quello di prima era Fight quando ho ucciso il tipo. Sì, però pareva un fight scriptato, una cosa. Ma era Vai a comunque vedere. game. No, già, ma io ricordo ancora il trauma con Watch Dogs il primo, quindi io non mi fido più dei trailer. Punto. Li guardo ma con un certo occhio e poi non mi fotti più. Il grafico c'è e minchia.
PS5 Pro o PS5? Oh, ah, sì. Cazzato, Allora, potrebbe sembrare un Ghost of qualcosa come tutti. Vorrei capire dove vuole andare a fare sto gioco, però. Ma di base si sono visti 3 combattimenti con molte scene che sembrano scriptate. È bello visivamente, artisticamente mi piace, però è per una il momento storia non di vedo novità. vendetta. Ok. Cacciami 2 poteri, Fai 2 No, mosse, i poteri non servono qua. Cioè, Tutto a 2 poteri va bene così. poteri cinesi. Per un'armatura samurai, però. Vabbè. Kingdom. Blood Message. Però dovrebbe essere sempre uno studio cinese, quindi da vedere che Allora, hanno con fatto. quello che stanno facendo gli studi cinesi ultimamente, Metti io ti do metti un'occhiata. cinese, Sì. È il gruppo quello là a cui ha appoggiato pure Marvel Rivals, Esatto. se non ricordo male. Cioè, ma che Ti voglio vedere, però devo capire un attimino meglio perché no. Ok, quindi si lo può a posto, quindi qualcuno lo prova e si capisce un po' di più. questo necessita una demo. Cutscene bella, fight scriptato, cutscene bella, fight scriptato, non è fatto. Sì. Però vabbè, mo lo provano in diretta alle persone, quindi si capisce un attimo. Fatelo provare anche a posto. Ragazzi, c'ho il pisello in... siamo da soli tanto, c'ho il cazzo in mano, aiuto. Cantare Bagamitai ci ha portato fortuna. Caccia demo, dai. Salve. Mamma mia. La demo, mezz'ora. Mezz'ora e giro libero in un quartiere della città. Mamma. In una delle parti. Piccoli. First, please take a look at this. Dopo Snoop Dogg, chi altro c'è dentro di personaggio famoso? Cazzo è, film stop motion. Questo, Gianmarco, questo no, questo è grande gioco. Capire che sì, va bene, sei bello, però all'atto pratico, che fai? Anche perché dopo 2800 gioco di fight, non è che uno vede un fight e subito dopo. Sai che ci vuole stasera? Il team di Black Myth Wukong che fa rivedere il titolo nuovo. Sì. È perfetto, così. Sì. Così mi vado a completare la seconda run e mi avvicino all'uscita del mondo. A posto. Ma questo è coso? Come cazzo si chiama? Tupac Shakur. Io lo stavo per dire, ma che mi sembra Tupac, però c'è Tupac e Snoop Dogg. Io l'altra sera al PlayStation cosa c'avevo la maglia di Tupac, se ti ricordi. È vero. Alla sessione, no, ieri alla sessione c'avevo la maglia di Tupac. Ieri. No, zì, tu c'eri. Ma c'è Tupac adesso c'è Tupac. Penso che c'è Tupac, ma sono l'ologramma. È mio fratello. E c'è anche qualche altro personaggio famoso. Non li hanno rivelati tutti, diciamo. Ed esce il 15 gennaio. Sì, a questo punto mettete pure Michael Jackson. Butta tutto dentro. Sta fattissimo. No, tu devi avere un menu e insegnare le skill del Kung Fu. Punto. Quello che stanno facendo sia con attori e personaggi orientali sia anche con occidentali. Chi cazzo si mette Snoop Dogg? Chi cazzo si mette Tupac insieme a Snoop Dogg in questo titolo? Cioè è pure la combo. Ti trovi Regen?
the Tupac estate and my son and myself, we work very closely together. So it just made sense to put him in this game because his likeness and his spirit still lives on. And I just feel like it was so connected to what we're doing. So what y'all think? E questo secondo me sto titolo avrà proprio una storia bella. Talmente no senso che casa da... Assolutamente. Lo prendi, lo installi, lo carichi, ti fai la missioncina, vai da Snoop Dogg e ti dà un'altra missioncina e ti fa la cutscene, poi vai da Tupac, poi vai in giro per la città, ti fai le attività secondarie, ti diverti, ti fai la cosa di prendere le note, i suoni, eccetera, eccetera. Infatti questo è vero, lui aveva aperto anche lo studio di videogiochi con un amico, quindi ci dovrebbero essere novità sui loro giochi. Hip Hop Gaming Universe. Da capire. Vai, Da capire. Tanti cosiddetti studi grossi, AAA, non hanno capito che molti studi indie più piccoli fanno di meglio e vendono molto di più. Ok. Noi abbiamo ancora Reanimal, che non abbiamo fatto. Che cosa avete combinato? Capito già. Vabbè, oh. E tu parli molte più lingue di me, quindi... Ma rispondo. Salve. Secondo perché mi urtano. Ma non puoi mettere quelli che fa Liana nei momenti... Poi se riesco a... Ma sembrano dei Lego quasi. No? Google? Ma c'è la lingua da tradurre? Non Questo mi parlo vuoi la dire? tua lingua. Che cazzo? No, questo non parla la lingua. Cioè... Ok, quindi si può giocare anche in più persone. Sembrerebbe. Qui torniamo al discorso di prima. Sei uno shooter, ok, di diverso rispetto agli altri. Che cos'hai? C'ha poteri perché quello ha fatto Allora, un dash lasciando una Bisogna scia. capire se è tipo un PvE con gli amici. Hex. Allora, nelle stanze si camminava sotto. Questo secondo me non è di più cose. C'è la parte da shooter e la parte con enigmi e quant'altro da fare con gli amici per vedere chi. Sono d'accordo con Regen, qui c'è il rischio cacata. Qui c'è il rischio puttanaio di roba JPEG. Questa la cosa, nell'insieme come gira. Quindi io di questo qua, se c'è un playtest... Si è fermato il muro. Okay. Cioè, capi qual è l'obiettivo? Devi scalare quella torre. Ok. Non lo so. Vabbè. C'è solo su PC tanto, quindi Vabbè. sta a posto. Era particolare. Da vedere è stato molto, molto, molto particolare. Quindi novità? Chi esce? Dai, ma caccia. A parte che ormai già ce ne sono un bel po'. Il caso è Texas Chainsaw Massacre. Ma Hit. Io se ci prendi... No, ma non credo. Poi è un killer nuovo. C'è un serial killer. Sì, sì. Storico, dico, proprio uno vero forse. Tipo Dahmer, questi qua. Per il compleanno, quindi tutti a tavola. Ok, di quando ci sarà il Già nel gioco nuovo. Ok. Questo. Così subito? Gothic? Gothic? Dovrebbe essere Gothic, sì. No, no, quello è uscito, no, quindi qua io credo e spero che ci siano tutte cose nuove. Mortal Shadow, ok. Oh, open beta, bravi.
Questo almeno lo vede e dice il solito Souls-like. No, però c'ha la cosa dei è corpi e simpatico, è quant'altro, simpatico. prova a differenziarsi in un certo modo, poi c'è a chi piace e a chi non piace. Però almeno ci provo. Cioè l'ennesimo spara. Sì, ci piace sparare, ma fatecelo un attimino. Poi questo almeno ti fai la base grossa, No, c'è un po' di te la devi costruzione. gestire e ti muovi con questa. Facciamola sta cazzo di next gen con cose più grosse. Sembra l'altro gioco coop. Oh, lo Questo già c'ha più senso, questo qua. giochino coop. Costruiamo il nostro treno in movimento. Giri per il mondo per cercare risorse e quant'altro, e poi la devi difendere, eccetera. Oh, Lozzi, questo lo dobbiamo giocare allora. Questo Va si deve bene fare. sparare, però già questo cazzarola è un attimino più diverso. Sembra divertente comunque. Poi il concept, ti dico la verità, è simpatico proprio. Stands Rider of Sophie. E c'è una prova da poter fare. Io poi mi recupero i titoli e provo a fare richieste, che se entro in qualcuno vediamo se si può passare. Assassin's Creed Black Flag Remake. Sì. Ma tutti i titoli pirateschi è rimasto solo lui. Sì, questo era carino, infatti. Altra cosa. Stesso discorso fatto prima per l'altro. Questo non è uscito ancora. Già cagano cazzo. Già stanno dicendo boicottiamo Ubisoft, non compriamolo. Allora, togliamo Shadow da mezzo. Quello che è stato. Black Flag è uno dei più belli, non lo dico io, lo dicono in molti. Facciamolo uscire e proviamo. E vediamo, magari Ubisoft si riprende. Non ci facciamo sempre incazziata sta povera Ubisoft. Seppur ce le meriti. Da molti Fa anni a 10 questa cose, parte. 9 ne fa stronzate e una ne fa buono. Però quando la fa buono, andiamo. Sinceramente io Black Flag l'originale ho giocato anche altri titoli a tema piratesco, però per l'impostazione terza persona e quant'altro era un bel simulatore proprio di pirateria, e poi ti metti le cose alle recite. Questi tra l'altro ce li ho. Cioè, facciamolo un attimino veramente uscire, vediamo nel complesso paragonandolo con l'originale se è stato fatto un buon remake. Via, ci sta bisogno subito di dire Ubisoft merda, non è manca asciutto. Ed esce July 9, quindi esce pure a breve. Welcome back to STF. That was Assassin's Creed Black Flag Sì, lo sappiamo. which is arriving July 9th. Now it's time for the announcement of a game that reunites one of the best action game developers in the world with a legendary franchise. Per me ha cominciato con Resident Evil. Se mi volete stupire modo, a questo punto dovete dare le botte. Paramount Game Studio. Chi è? C'è shit dalla no, non è shit. Ma è Batman, sei l'uomo con l'uccello. Fermi tutti, fermi! No, Sullivan. Batman Samurai. Oggi quello era Batman. Quella era la maschera di Batman. Gioco di Batman fatto da Platinum Aspetta, Platinum Games ha fatto un gioco. No, la Sony. Troia! Allora, il gioco di Raffaello! Io avevo letto che l'avevano cancellato, non doveva uscire. Porca troia! Sì. Confermato allora. Buttalo E lo fa Platinum dentro! Games. Day One! Day One! Sia che avevo letto io un cazzo per un altro, che qualunque cosa va bene. Top! The Last Ronin fatto da Platinum Games. Comunque. Expedition 33 and Final Fantasy 16. It's Ben Starr who voices the Visitor of Fortnite. Ah, ciao Ben! Salve. Hello, Summer Game Fest. For the past little while, I have had the incredible opportunity to step into the world of Fortnite as the visitor. And today, I finally get to Mega boss. where that journey is heading next.
Ci sono sempre più rumor che una delle prossime collab è con Persona in Fortnite. Ok. Allora, magari lo fa vedere po'. Immagini, ma senti tan tan tan. Magari potrebbe essere per il fatto come hanno fatto con Rocket League, che hanno annunciato la Real Engine 6 e che Sì, sarà la nuova passato, season magari ma sicuro. avanzano pure Fortnite, pure per far vedere il motore come funziona. Lo vedo un po' più carico del solito a livello grafico, non so. Che cosa? Sì, certo. John. Sempre Fortnite comunque che sia, però c'è Chiamo in copertina. Infatti non c'è un applauso molto vasto. La cosa bella è che ci sono tutti i tipi di personaggi possibili e immaginabili, ma alla fine di base mi sembra la stessa, cioè non... Ok, ce ne vedo dove puoi scegliere la fazione in base a quello che scegli. Ok. Allora, ne approfittiamo per mandare avanti veloce così ci riallineiamo un attimino e forse va meglio. Durato anche di meno così, capito? Bandai Namco. On Earth, mankind measured time by seasons, not sirens. For a moment, the future felt promising. Minchia. Bestio? Che cos'è? Out here, that promise is alive. Salve. No, sta andando tutto a puttana, signori. È andato ancora di più a puttana. Bandai Namco. Front, no. Che cazzo è? Queste Front armature. Mission, ma è Square Enix. Armored Core. Armored Core nuovo. Vedo Francesco è contentissimo nel caso. Ma non credo, lo zi. Wow, però aiutata Khan. Armored Core. È buono? È buono. È buono, no, lo sappiamo che ovviamente un altro altro perché non ci facciamo mancare mai niente. Mettessero almeno una mini anteprima che se stai seguendo qualche evento in diretta te lo perdi. The Limitless con Phoenix 8. E non faccio i soldi, riprendo l'account premium. Intanto noi rimaniamo qua. Ma tanto il titolo non l'hanno detto ancora. Ma è Gundam. Allora perciò Bandai Namco, ok, il nuovo gioco di Gundam. Vedere un attimo, questo Jammox sta prendendo interesse nei giochi robot, potrei cambiare idea. It remembers one man, Che devo dire al Supremo, io voglio dire. the pilot. Ecco qua. Ah, vi siete ricordati che c'è un po' di gameplay? Vabbè. Gundam Rogue Robot. Rogue Orbit, però vabbè. Avevo detto robot, è scappata subito. I'm here. Sì. Ciao Gabri. Mostrate con i Gundam. Souls-like coi robottoni action. Souls-like non penso proprio. Difficile?
No, non penso. Facile? Non è Armored Core. Ci ho provato. Bonsoir, Gabri. Head over to lookingfor.game to sign up with playit.gg. Ora, se proprio vogliamo fare una cosa bella, Pony Island 2 con la data. Visto che è passato un bel po' di tempo. Ma secondo me l'hanno accisa a Mallins. No, no, lascia stare, Mallins sta lavorando. Fragile. Lo sì. Ci sto voglio fare un fragiccio. Grazie, gentilissimo. No, ma perché con te riesce subito. No, c'è un fratello. Siamo abbastanza coordinati. Grazie. Diciamo, poi non Non dici giocherò mai più a parolacce. niente con te. Muori da solo tu e manca Francesco che tanto dirà no, non mi piace. Te lo puoi fare anche personalmente. No, che fa? No, ma io non sto giocatore, lasciamo stare qua. Monster Hunter con i Gundam. Diceva Sì, lei. Monster Hunter con i Gundam, infatti sì, te lo approvo, Regan. Gundam Hunter. Monster Gundam. Ah, ok. A posto. Oh. 24 luglio. An Egg Extremely Hard Game. Congrats, Adrian. What a fun game. All right, now it is time for a debut game from a veteran team of developers who come from Naughty Dog, Infinity Ward, and other amazing studios. Over the past half decade, quietly working on an ambitious new project. Here is the global announcement. Ah, ok, fresco. Cosa grossa. Già vedo un soldato. Vabbè, perso già Ed interesse. è una pre-alfa. Cioè, ma guarda, tu lo sai, io i vari Call of Duty, giochi di guerra, non li gioco, però io sto aspettando da anni che esca un contendente serio per Call of Duty, così da farsi battaglia e far andare meglio chi gioca a Call of Duty. Non penso che questo sia un multiplayer, lo zio onestamente. Questo no, questo è più verso il single player. Ma questa è cosa? È la tipa di The Boys. A scoppiateste. A Newman, ecco. Cremona, ah no. That's no mondo. C'è la Vai in giro. Sei in terza. Sì. Quindi è un action in terza. Sì. Può giocare in coppa perché vedo Penso l'altra di sì. persona. Ok. Penso si possa fare, forse così. Buonasera. Salve Peppine. Peppine, Peppino. cominciato benissimo. Peppino, Proprio cominciato io ti ho proprio. mandato delle gif, Peppino. Basta. Basta. Cominciato proprio, guarda. Basta, Peppino. Basta. Io a posto. Basta. Che serata, ragazzi, per stasera sto a posto così. Bene, Peppino, che non hai capito un cazzo, sono molto contento. L'ho fatto apposta. Quando vedrai ti sarà tutto più chiaro. Non basta, Peppino, basta. Che cazzo è? E poi Vai, senza fretta, Peppi, godimento. no, sta bello andando pieno. bene finora. Mo sta un attimino più nella fase centrale con titoli nuovi e cosine nuove. Peppino, Questo qua è nuovo. quello ti posso dire non ancora. Crossfire. Ah, questo già l'ho sentito, lo zio. Questo già ne ho sentito parlare di sto gioco. Purtroppo non mi Crossfire interessa. X. Purtroppo non è il mio genere. Quindi a chi piace, ben venga. Wow, che baffi incredibili! Thoroughly connecting design and story. In Crossfire, two opposing operators must form a temporary alliance. Depending on one another is their only chance of survival. Quindi in due in coppa forse si può giocare.
al Penny, vai al Penny, Ci sono 3 e ti fanno ad. giocare. 3 ad. Puoi vincere un premio da €1 da utilizzare per il carburante. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Solo con Penny Cat. Ma manco skippabili poi. Porco dio, Sono porco. fortunate. Altre ancora sanno dove acquistare marchi iconici spendendo. Dai, già sono pronto col mouse, dai. Dai, arriva. No, c'è anche il terzo a tradimento, già ma L'ho detto, sono 3 ad. ok. Shout out to our amazing team at Craft New Moon who are meticulously crafting Foxfire. It's for all of you You who, like who, like us, love high agency, single player, story driven games. Ok, single È player. stato fatto comunque questo, io. Confermato. Ha pippato veramente tantissimo. Magari era No, teso proprio per pippato. l'evento e quant'altro. Ora dirà pure Reagan, lo confermerà. Oh, Remedy, ehi. Vabbè, un'altra volta contro Resman. Però, ecco, questo va bene, però hanno visto 2 giorni fa. The oldest house is Ok, è un trailer diverso pure, aspetta. everything we tried to contain is now loose in the streets of Manhattan. Quindi è l'Is che è No, oddio, lo uscito. stesso trailer era ieri, sì. Dell'altro giorno, pure la stessa voce di sottofondo. Quell'inizio così, no, il fatto del quadro non me lo ricordavo. Lo stesso. È lo stesso. Oh, sto campo, è ammazzato. Tapio. Quindi è l'Is che è uscito fuori, ok. Leccata dal buco di culo di un asiatico sottopeso. Bello. Bello. Ma già ma è un altro Questo no, trailer. c'è anche roba in più, ma alcune scene già le ho viste l'altro Sì, giorno. alcune cosine l'hanno fatte dell'altro giorno, ma di base il trailer è un altro. Sì, cioè, ci sono altre cose, poi ha fermato il tempo adesso, vabbè. No, questo qui sì. Ha schiattato nel muro. Keep searching for the solutions in every way we can. No, Pepino. 24 settembre. E lo diciamo sempre, Sì, Remedy per noi è sinonimo di qualità, quindi lui esce, giochiamo e ci divertiamo. Noi ci incazziamo se non ci sono documenti su Alan Wake all'interno, ma di sicuro qualcosa ci c'era fuori in qualche modo. Tu sei. Un attimo solo, Raga, vedi più un tatuaggio di cosa? Mia moglie. Tapion. Paura. Aspetta. Oggi aspetta, no, IGN no. No, oggi chi se no, oggi. Ma è World of Warcraft 2? No, oggi no, aspetta. Nuovo? Sì. C'ho un brutto presentimento, aspetta un secondo. No, tende una cosa brutta. Questo è Tapion. Aspetta, Non lo riconosci? aspetta un momento. Tengo una brutta sensazione a foto, frate. Mi sei una truffa. No, già fa, aspetta. Oggi chi se devo truffare, non ci credo, resta, aspetta. Mo ti spiego il tuo problema. No, oggi no, stiamo a sentire un attimo, aspetta. Aspetta, questo è qualcosa di World of Warcraft. Se World of Warcraft va bene. Non so, a me mi sta dando quelle vibe là. Ah, è Guild Wars 3. Okay, è un no, bel- non conosco. È un bel gioco, non lo so. È sempre un gioco online che sta andando avanti da un bel po' il 2. Vabbè, ok, quindi ok. per chi piace, esce Ok. il 3. No, perché o stile o personaggio è che la cosa gente, ma posso dire che voi state facendo tipo un DLC Veilguard gratis come lo Healer Veilguard si può guardare. No, io quello stavo mi ricordava quello stile là. Guarda, oggi stavo avendo un ictus, frate. Però Se già vai- da questo poco d'animazioni sembrava fatto molto meglio di No, quello no, che ma abbiamo sicuramente visto qui. me.
No, Peppino, vai al lavoro. Peppi, vai. Pensa solo a finire questa giornata e torna. Vai, Peppi. Tu torni inizi e dici, ah, mamma capito. Buon lavoro, Mamma vai. mia. momentum and combat Buon lavoro, Peppi. entirely new type of MMO experience. Ok. By Come launching lo on PC and PlayStation 5, we're inviting the biggest audience yet to experience the world of Guild Wars. We're so excited to welcome Io sai all of neanche you to console. join our Guild Wars community. Go to guildwars3.com. Sì, perché alla fine mo con le console così pure con una tastiera o per le opzioni che stanno dando a schermo si riesce a giocare a Chi se si è un bello MMO. gioco, io ci pazziasse, si tenesse modo. Mi piacesse. Get ready to blast across the galaxy with daring races, dangerous marvels, Ci pensavo Kingdom Hearts 4. Star Wars Galactic Racer is coming this Ah, Galactic Ring. Le corse di Star Wars. Questo non lo giocherei manco per due. Per duali. No, Reagan, ti voglio vedere. Ti voglio vedere, Reagan. Ti voglio vedere. Voglio vedere. Voglio vedere a te con due lipa davanti e dice gioca a questo e vengo con te. E dici no. Ti voglio vedere. Vai. Non ci crediamo, raga. Vai. Altro research. Ho perso un sacco di Questo ore. secondo me può essere divertente. No, allora io con l'altro portando e ottenendo tutti i primi posti e quando ci persi un bel po' di tempo che mi divertì. Però quelli erano i pod racer soltanto. Questo qua è proprio veicoli a tema Star Wars. No, questo sì, quello piace. Cioè, scusate, quello. Tu non giocheresti un po' un MMO pure che non ti piace, in cambio viene No, tua lipa con te. Guarda, Regan, no. No, Regan, non ti credo. Non ti Mi credo. capita qualche cosa di Guild Wars 2 davanti. Io non è che ne ho mai sentito parlare male, che tu dici no, è sfruttamento di soldi. Lascia fare. Stesso concetto, come se a me mi dici devi giocare a... fammi pensare... Il gioco che io ripudio qual è? È Pod Racer 2. Devi giocare a FIFA per un mese e viene è nata vuoi a vivere con te per sempre, io accetto. Ma lo faccio modalità allenatore, faccio tutta la carriera. Faccio la carriera con piacere, non fa niente. Gioco solo a quello. Poi sono vari veicoli, non sono solo i No, ma Pod mi stai Racer. divertendo, no? Sì, mi stai divertendo. Osi uscire a ottobre? Quando tutti stanno uscendo a settembre? Oh, ci stanno tipo 16-17 giochi a settembre, non sì. Ma ottobre e novembre, fino a quando viene confermato, mo è tutto un attimino preoccupante. Cos'è? Cos'è questa cosa? Arrivo in Champions col Bari, bravo Regan. Ah, vengo purace, va, top, come colpo finale. Oh, va là dentro ragazzo, ho vinto la Champions col Bari per te. Buona cosa, giuravate che sì. Oh, questo è simpatico infatti, Regan. Questo qui scrocciola. Endopatis. Ok. Ma questo nome non mi... 1° ottobre. Ok, date e date anche abbastanza vicine tra Assassin's Creed e questo. Avevo troppa roba insieme. Momento, fatemi elaborare le cose. Ti prego, fai uscire pure su console. Crossplay. Io, tu, Francesco. Qua dentro. La zi. Sì. La zi. Sembra anche avere un bel po' di cose da fare, La zi. Dai. Dai, la zi. Ma che bella ambientazione. Ci sono anche mostricini. Sì. Bravo, sì. Sì. Zombie marini sono la Starboard. Allora, questo qua. Oh no, gioco per devo scavare. No. No. Vabbè, dei gusti già Marco. È solo sti. No, non c'è su PlayStation. Uscirà già Marco. Yeah. O resta sempre l'opzione quando ce l'ha fatti un PC. Si è pagato l'auto. Virtual Fighter nuovo.
Poi c'è la modalità, cosa che spero e mi piacerebbe, con i Street Fighter, dove ti creazione fai del e vai in PG. giro per la città. Vale. Cioè, va un attimino meglio. Hey, it's me. Sì, quindi c'è anche un pochettino, forse da girare. Sembrerebbe di sì. Però troppo cutscene, mi devi far vedere. Questo Esatto, me l'hai fatto. Ok, bravo. quindi fai fight, anche, quindi è una modalità storia pure. Cioè, ok, ottimo. Sfizioso, dai, ci può Ottimo. fare. Alright, just take it easy. Si sia ancora sminchiato l'auto. Ma appena finisce questo provo a fare in F5 e vediamo se ricaricando la pagina migliora qualcosa. Provato altri altri. Madam Sue? You play the part. Fighter. Chi è sta fretta? Sarà uno dei personaggi storici di Virtua Fighter. Mia moglie. Ok, ci sta. Virtua Fighter, Crossroads. Bravi, bravi. Un anno giusto. Il tuo dominio perfetto. Ah, te 3 anni, lo zio. Ci ho Aspetta, provato. questo è skippabile, skippabile. Può essere tuo. Prendi subito. Sono fratello. Pai-chan. Non è proprio alla base, già, ma è alla base. Ah, beh. Fai un altro po' di per due. Sì, il timer ho messo. Finally, this legendary universe is coming to console with RuneScape Dragon Wild, available now on PC Early Access. Here's a good look. Signor RuneScape, ci perdoni se andiamo di fretta. Stiamo cercando di imparare là. Vedi, pure questo, per me la cosa è quella, combatti, costruisci per risorse. Combatti, costruisci per risorse. È quello che ci metti dopo questo che fa la differenza e ti fa continuare a vendere e fa giocare le persone. Siamo in pari. Sì, no, questo non mi attira molto, devo essere onesto. Perché ne abbiamo visti già 1800. No, ma poi sembra vecchiotto proprio. Allora, guarda, dico, a livello grafico sembra avanti. Avanti, Però lo sì. Sì, oggi rispetto pure a cose che si sono viste nell'ultimo anno. Ha sputato dell'acqua che era immateriale praticamente. E rispetto a alcune cose che sono state pure peggio, mamma mia. No, non condivido. Ok, segmento Nintendo. Ah, bello, può dare il gioco anime. Sì. Star Seeker. Sì. Nintendo, ma tu sto periodo Bello. fa vedere qualcosa, qualcosina, niente? Giusto per... The skies will clot. E questo posso. Our shedding seeds made piles of rot. C'è un signore molto incazzato. Casts with tempers rare. Ma no, c'è Bambi. Red minnows. Sì, palesemente un Souls-like a sto punto. Sì. È un Souls-like. Not all we cast. For wrath and doom and death. C'è qualcosa di strano nei fight che non mi riuscivo a spiegare, cioè, ma dico la verità. Or I'll find you. Soulframe. Una pre-alfa, vabbè, mi sembra un po' anonimo. No, è una pre-alfa, allora a sto punto, ok. Sì, c'era pure il sito. Eidos per poter Montreal. segnare. Grounded 3? No, secondo me DLC del 2, lo sì. Io giocai il primo per un po', era solo che si deve giocare con altre persone. Comunque è uscito sul Plus, io ce l'ho. Se c'è il cross ci dovrebbe platform. essere. Per dire, Please tell me that was your stomach. capito?
che esce pure su no. 2 tu c'hai su PlayStation che è stato Quello che è uscito mo col Plus, mi pare il no, 2, non so forse quale è l'1, stato dato, non mi non lo so. messo direttamente Questo riscattato. stavo Dopo vediamo. No, questi sono molto belli invece, Candy Grounded, sono fighi come idea. Sì. è uscito anche su PS5. Ah, quindi era solo quello. Ah no, c'è qua. Tutti gli Vedi? Asus. Ecco qua. l'11 agosto, aggiornamento per tutte le console. Ah sì, il Souls, ecco, ho detto, molto anonimo. DLC di Mafia? So perché mi ha dato l'impressione del Padrino per la musica su Vediamo la zia fate quel bello. ma il gioco del Padrino di nuovo. You can have all the luck in the world. But what matters is the choice you make. Anzi, chi siete secondo me è Domino? L'espansione per Mafia. Io questo ancora lo devo toccare. Non ho letto se è piaciuto, se non è piaciuto, perché gli altri alla fine li ho sempre giocati. A sto punto metti per 2. Si è regliciato. possiamo fare una cosa, aspetta. Kingdom Hearts 4. Qual hai messo tu? Vediamo. Allora, aspetta. Io avevo messo Il primo? no, che poi è cambiato. Aspetta, questo potrebbe essere un altro. Puoi schipare, puoi schipare. Non vogliamo immaginare. Sì, va bene. Cacci Kingdom Hearts 4, dai. Scusate ragazzi. Ah, in engine e in game. Ok, buono. Secondo me era come se c'erano due voci sotto. Sono un attimo accavallato, sta qualche problema audio loro già ma... o è l'effetto che sono due personalità e quindi switch all'improvviso. Sei un gioco sulle streghe, sì. Sì. Strega Simulator. Un gioco a tema streghe. E sembra fatto pure bene. Questo non mi... Ehi. 1666 Amsterdam. Questo me lo comprerò. Questo non me lo compro più. Dio porco. Dio porco. Gianmarco ha avuto l'intenzione. Lui si propone, come vedete. Ma sta parlando ancora sta cesta. Poi mo l'audio è sincronizzato e come stanno trasmettendo loro sono today about the game. Instead of explaining features, I'll simply say this. As of right now, the prologue is free to download on Steam and Epic Games Store. Vabbè, no, si prova in questi giorni. Ma volevo giocarci io. Magari poi uscirà anche su PlayStation. I'll leave you with a glimpse of what's to come when the game launches on early access later this year. Join us for the journey. Merci and panache gonis. No subtitles appear. Beatboxes Perché descrittiva audio live stream. Ma aspetta, Gianmarco. Non si può disattivare? No, è proprio l'audio che è così, aspetta. C'era qualcosa dove non mi stavo trovando, ok. Comunque Regan ha pippato anche lui. Parla e muovi la bocca. Ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Jigsaw.
Cazzo c'entra Gigi? Gioco di suo nuovo? Magari, no come il secondo, più come il primo. Billy from Salve. Saw. Hey, Billy. Ah, il trailer del film nuovo di Saw. Su Genesis? You heard the puppet. Roll the tape. È il trailer del gioco nuovo di Saw. Vabbè. E si chiama Saw Genesis. Si può giocare col Dottor Mercury? Insomma, vediamo. Ammazzare Dottor Mercury? No, perché hanno fatto da Blue aspetta un momento. Allora... Ah, mollato giustamente a pezzi. Allora, attenzione. Gioco di Saw da Blooper Team me lo stramega a collo. È sulla storia sua. Genesis. Oh. A sacrifice must always Ma be paid in blood. Live or die. oh Gianmarco, questo sai cos'è? Outlast Trials, togli Outlast, metti sulle di vista. Questo me lo accollerei con immenso piacere, Gianmarco. Quindi c'è qualcosa che spiega perché il signorino Kramer è impazzito del tutto e ha iniziato a fare le trappole? Per questo motivo qua. Inspires those who are worthy. Sì, dopo, subito. È un 3 contro 1. Multiplayer horror game. Vabbè, si deve vedere un po'. Però questo ti ho detto, se come impostazione, questo è quello di qui. No. Nice Raid. Ma questo come ci presenta bello. Aspetta, lei sì, chi ma è? Night Raid. No, C-Games, no, Players First. Nuovo Souls-like. Bella. Vabbè, bella la grafica generale, la vedo bella definita. E del Ring, no. Questo è Blair 2. Marco, aspetta, no, non penso, no, è possibile. Un'altra cosa. Una cosa? No, stiamo pensando a Black Meat. No, l'altro già è un po' un'altra Ho visto cosa. il China, ho collegato, no, non è proprio solo. Chi sei? Come ti chiami? Ah, Lords of the Fallen 2. E me ne dici prima wishlist e poi mi dici il titolo, dimmi il titolo. Faccio il cazzo, Lords of the Fallen 2. Come da cazzo? Next up is a brand new game from Big Reactor, a studio formed by some of the most experienced developers in the tactic genre. This is Star Wars Zero Company. Ok, Star Wars Zero Company. Then we need to make our move. You got someone. Zero Company. What do you got for me, Bennett? Fort Silius. Coyle's been spotted meeting with local gangsters. Find out what they're up to. Niente, siamo litigati, però se mi fai un gioco con lo spazio, con le varie sottomissioni action è fatto bene, ma io un tentativo te lo faccio. Ci sono anche gli J, a postissimo. Tu sei il Battlefront forse che tutti quanti volevamo e non è mai uscito. Ho fatto pure un attimino tattico in un certo modo, prendi Star Wars e fai le guerre per dentro. Col fatto che il tattico a me sta a posto proprio. Alla X come. Ex-noble, ex-cons, and we're better for it. We're almost there. We just gotta finish this job. Ok.
Questo potrebbe essere il nostro prossimo Marvel. Salve Anakin, che cazzo ci fai tu qua? Perdona. 27 agosto. A little surprise at the end there. All right, Dark Fantasy has always been about one thing: the monster within. And today, one of Europe's most ambitious studios is ready to take you into a brutal new world where vampires emerge. Hiding. Da un walker una volta. Adesso mi vorrebbe interessare. Per Vampiri la Masquerade gioco nuovo? Sarà un DLC forse di Masquerade. Ah, ho ordinato già Stick, già ma. K. Lascerà. No, è Blood of Dawn Walker. Ma si arriva anche nel presente, si arriverà. È quella una cosa che mi sto domandando. A meno che quella non è una cosa del finale del gioco. È solo una cutscene nel presente. A me questo piaceva, solo che il combat non mi ha convinto molto. Allora, a me piace di questo quello che abbiamo visto nel video, il fatto di come ti gestisci le quest che fa andare avanti no, il tempo, quello cioè, quella cosa lì mi piace. Diciamo che se da provare matta là. Manda la scena aperta. Magari la annunciano mo'. Perché per impostazione simula il vampiro e porta avanti questo c'ha tutte le carte per essere un gioco della Madocina. 3 settembre, quindi a settembre esce di tutto, però niente. My name is Goran Tomaszkiewicz, and I'm the game director of the Blood of Dawnwalker. What you just saw was an invitation to join us on an adventure through eras and culture in our story-driven open-world dark fantasy site. The first part, the CGI, shows where our saga leads to a present-day adventure. The gameplay segment that follows is from our current game, and it's an origin story of Cohen. I hope you will have as much fun playing our game as we had making it. Thank you, and have great rest of Anche perché puoi iniziare una serie a sto punto, il primo è a tema medievale, ma visto che hai messo lo scontro che va avanti negli anni, puoi fare l'Assassin's Creed in un'altra e ti fai un altro gioco così. Thanks, Conrad. Next, the creators of Among Us have been hard at work on a new project. And today we're revealing it for the first time. Ho sentito Hitler ha detto da polacco. No, penso possa stare tranquillo. Allora, mai lui è sotto là. È Among Us Story Driven. Vabbè, idea simpatica. Bellino. È Among Us Story e c'è il primo titolo che giustamente se va bene perché non farne più di uno. From the Among Us TV series, please welcome Yvette Houston. Bello, divertentissimo, cazzo. Hello, Summer Game Fest! Hey! We are so excited about the future of Among Us. As crew members ourselves, our task is sharing even more good news about the animated series. Ok. C'è anche una serie animata. Giustamente, già ma.
Ma questa è Greta Look, Thunberg. I'm not fancy No, scientist, penso. but there's a dead body right there. And the And the imposter imposter Io could pensavo be che era un Mona. divanetto, penso un po' che... I think this calls for an emergency meeting. So you'd rather call a To call a meeting than complete our tasks. That's suspicious. Mamma mia. I'll have to report this to Mirror HQ. No, I mean, I I don't think there's any need. take it up Take it up with admin. And now, And now, the the moment moment you've you've all all been been waiting waiting for. for. Get hyped For for chaos, betrayal, betrayal, and more in in the the Among Among Us Us series. series. Enjoy. Crewmates, our fellow mates of crew, have perished. They would have Why are you talking so weird? Let me Yeah, just but I just don't understand why you're... the official cause of death, acute ripping off of the face. Allora, una serie comica così, devo dire la verità, ma vedo. Il primo episodio me lo vedo. No, ma può essere pure dove uscirà? divertente. Su Netflix? HBO. La butto così. Potrebbe essere. Wow, that was a lot of screaming. Green, blue, orange, purple, white, brown, yellow, lime, cyan, black, and I'm red, the hot one. What's back there? Oh, really? We have to kill the imposter! We're so happy to have you among us. Or is it amongst us? I always forget. Paramount Plus. Io ce l'ho con Sky. No, ok, a Would posto. you believe if I said some of our biggest surprises in SGF are still to come? Stay tuned. It turns out there's Geoff, noi siamo qua, se ce le fai vedere, noi siamo ben contenti. Here's a first tease of a new story mission coming later this year. 007. You've received an urgent call from the lab, James. Signor James. MI6's help with a matter most sensitive and he's asked for you personally. Our lives with Bavman's fragile at best. Sia chi su faccia, si è il cantante di cui non mi ricordo il nome in questo momento. Lenny Kravitz, non mi vorrei sbagliare. Best of luck, 007. Già che stava pure nel gioco principale. Oh, Switch? Ah, la Fantasy 14 online su Switch, un MMO su Switch da portare dove vuoi, minchia. Lenny Kravitz, ok. Nintendo, e tu... Va bene Nintendo. Brothers, the time is finally here. I know it's been difficult. All these years. Questo è Gothic. For your faith. Tonight, we shall show Non lo so, non so che cos'è. Mi scusi, ci dice il nome. Già, ma Ah, chiedi e ti rispondo. Sono tutti uguali, si faccio i padiccioni. Smash. Non pensi. Assomiglia un po', Ma però no, no. Smash. Ah, ok. Smash proprio. Smash, anche se magari è minore. Smash. Stellar Blade 3. Cinese, palese. Sì. Non capisco se già è... ma io non penso l'abbiamo già visto. Androide Gufo. Sono fregne. Sono fregne che combattono. Lagga. Nelle cutscene almeno qua non sembra, però laggato. Ho fatto un salto un attimo. Ok. Tu stai dicendo io vi faccio fare tante cose. Ok. Un po' cammischio Francesco, come si dice? Battaglie in cielo con ale. Troppo. Fa vomitare al 200%, ma una sega me la faccio. Atreia awaits.
Eion. ma questo pure già la... Eion 2. Eion 2, non avevo visto il 2. Mannaggia, è solo su PC, che peccato, non ci posso giocare. Vabbè, vedo un infarto, pareva chi le persone. Ah, il gioco là di Night Runner, grande anime comunque Night Runner. Sì, Night Runner. Io prima o poi ritroverò il coraggio di riprendere Cyberpunk in mano. Io ho comprato, prima o poi lo inizierò. No, cioè, ma io ti ho detto Day One, esperienza missima. Grande Lucy. Molto bello Regan, pure io l'ho visto. Bell'action. C'è sta anche lui, giustamente. È Wuthering Waves. No, porco. Vabbè. Salve. Sta merda di Wuthering Waves. That was a look at what's ahead for Wuthering Waves with collab with Cyberpunk Edge Runners on June 8th. If you want to track all the games shown today, head to player.gg/SGF to see the full lineup and wish list for favorites. Io li trovo tutti là, prendo. Right now, it's time for news on a massive expansion coming to a franchise that's been on this stage before. Gianmarco è un'espansione. Allora, Gianmarco, sì. Peppino Peppino non sa, ma sta succedendo qualcosa. Wyveria negated the weight of buildings and mounted the sky. Siamo Skypea. How this exist amongst the planets? Oh no, ci sono i fil volanti, informazioni da 5, attaccano 5. no, bello, le isole volanti e grande ambientation. Non ho capito. E isole volanti qua, così, ok, queste zone così, bella ambientazione. Purtroppo la mia carriera si è un po' stoppata. Sì, ma mostro nuovo, dai. Dai. No. No, lui no. Perché no. Il cuscialatore, no, drago di merda. Monster Hunter Wilds. Ascendance. No, Marco, sei stato accontentato, l'avevi nominato. Peppino ci interessava più da. Vabbè, Peppino, ti toccherà aspettare. Strano però, molto strano. Espansione massiva. Mi aspettavo per grossa, fine anno, ma non 27 proprio, vabbè. Però è massiva. No, questa è una, è così. Questo potrebbe essere, sì, Giovanni, aspetta. Momento, caro. No, non è il team di Black. Un altro studio. Ma benissimo. Oh, stasera cinesi on go, Ma stanno facendo titoli belli da vedere. I giochi sono divertenti. Largo agli studi cinesi. I soliti studi si sono fermati e non fanno più giochi. Il bro sta challengando col mantello. Nato Souls-like. Raga, basta. Ti prego, basta Souls-like. Hong Kong Z, il maestro dei trucchetti. Bello? Di sconto è capace che lo prenderò pure, con tutto il rispetto per chi l'ha fatto. È la solita cosa. Sempre la stessa cosa. C'è anche l'HUD, è letteralmente un Sekiro, qualunque, un Souls. Tu dici ok, come vuoi fare? Magari le mosse, le abilità, come le usi, è più particolare. Fai vedere più quello. Che questa è una cosa. Sì, fai le vocazioni. Black Myth nuovo.
Mi fa piacere che si stanno introducendo bene nel mercato, però no, tutti questi giochi uguali, vi prego, Io lo ragazzi. giocherò, questo è poco ma è sicuro. Tanto questo te lo daranno sul Game Pass. Però hai capito? Ecco, già sta cosa Bravo, dice, quello che ti fa da... Oh, fai vedere più queste cose qua. Cioè, quali sono le caratteristiche del prodotto, ok? Ce ne sono 50 simili, non ti differenzi, che cazzo di conto? World of Legends. Bello da vedere, tutto, però è qualcosa di già visto. Take your time. Enjoy. Però è tornato alla locanda. Ma con tutto il rispetto di fare una cazzata non la battere, insomma. È stato presentato male. There you saw a boss fight against Hong Kong Z, with each move pulled from real centuries-old Chinese magic tradition. Now, Bene. Car Magic. Get ready for lots of loop-the-loops and massive jumps with the announcement of the biggest Hot Wheels racing game yet. Gioco nuovo Hot Wheels. Ma poi già Io ho un'altra mezz'ora, vi prego, una soddisfazione a me me la potete dare in questa mezz'ora? Mezz'ora, non di più. Wheels World. Devi me piace, vi prego, voglio bene. Fate con te. L'idea di fare piste e quant'altro può essere sfizioso anche perché passano le paperette. Collaborazione con Ferrari. Nell'engine è questo, minchia, da vedere è carino. Sì, no, ma poi è divertente sicuramente. Da vedere è carino proprio. Cioè ti dà quella cosa, stai giocando con le macchinette. Ma è Hot Wheels. Ah, appunto. No, infatti ho apprezzo. Ok, carino questo. Giochino Hot Wheels. Dai, macchinine. Sega e Sonic, Aspetta. 35esimo anniversario. Lo stai facendo? Nuovi personaggi, sì, le varie collaborazioni. Avatar pure, ok, a ottobre. Quelli là già usciti. Ok. Poi c'è l'anno 2. Stavolta chi apparirà? Godzilla. C'è un anno. Sonic. Ma Evangelion. Sì. Ma perché? Va bene. Sonic Pico Park. Poi with not friend. Vabbè, Sega, vai. Ok, quindi Però- il pacchetto per l'anno 2 di 35esimo Sega. anniversario però. 35esimo. Now the C'è world premiere of a project that depicts the entire story of a famous anime from beginning to end. Dedicate your heart to this. Attack on Titan. Vabbè, l'ennesimo gioco di Attack on Titan. Allora, aspetta però. Fatto Poi? dopo, voglio un attimo... Ok, questo è del finale però di Attack on Titan. Io Qua siamo non alla so, fine. l'unica parte, il blocco che... Siamo alla fine. Vabbè. Ok. Magari è come hanno fatto per One Piece, prendono tutta la storia, suddividono i capi e ti fanno i giochi. Oh.
Oggi c'è la verità, già. No, no, è bello, ma è uguale agli altri di prima. Facevi la stessa, cioè concettualmente fai la stessa identica cosa, anche il movement era uguale. Hanno upgradato la grafica, mo' è meglio, è più anime. Per questo ti stavo dicendo, è come già ne è uscito uno di questi sempre con Koei Tecmo. Con Koei Tecmo non mi ricordo, ti dico la verità. Non ricordo con chi è stato stati fatti. Se già ne hanno fatto uno, hanno fatto esattamente come i One Piece Pirate Warriors. Arrivavano in un punto e poi andavano avanti. Guarda come credo, visto che è finito. Infatti questo penso sia la parte del finale, appunto. Sì, mancava sto pezzo. In alcuni ti potevi creare pure il PG2, era molto carino. Cioè, a me piaceva l'idea. Ti vedo fare cosa, non vorrei che... A Reiken non sono piaciuti molto. E di fatti è il terzo, ok. No, Primo luglio. From many of the creative leaders behind Forza Horizon comes a new cinematic open-world driving experience set in Monaco and the French Riviera, where the worlds of pro and underground street racing collide. This is Clutch from Maverick Games. Ok, gioco di corse. È già in game. Complimenti alla mano. Vabbè, sì, i Gran Turismo sono bravi, Anche perché devono far vedere le marchettate. We have 2 drivers dead. 3 more in intensive care. I'm done. My friend said you don't. Some people are meant to be outlaws. Think about it. È un gioco di guida. C'è la trama con le cose, sì. Penso Francesco possa tranquillamente piacere. Penso. Come ti chiami? Ha detto Clutch, se non mi sbaglio. Clutch? L'ha detto la tipa... Perché ho sentito che ha detto, però non ho capito se era quello il titolo. Penso sia quello. Ok, fai le corsi illegali per strada, fai le corsi... Ma può essere un taglio così. Clutch. Cugino di Fast and Furious con quel dato alla fine. Ok, va bene. Sì, ma se è un gioco di guida ci metti pure una storia da seguire e portare avanti un certo valore, sono abbastanza divertente. Vabbè. Altro cavaliere medievale. E purtroppo là già lì il mercato ormai c'è questo. appiccono tutto. Io non posso biasimare nessuno. Ah, questo Luzi però era interessante, questo facevi le simulazioni di mega battaglie però moderne, cioè il motore aggiornato e tutto. Questo è sfizioso. Ti piace fare i simulatori di battaglie? A me piacerebbe vedere, cioè perché poi puoi anche controllare il singolo personaggio. Io un titolo del genere lo farei provare nelle scuole, spiegando determinati periodi storici. Faccio vedere ai ragazzi come imparano la storia. Guardate com'era bella la guerra, andate a massacrare gli avversari. Magari lo si capisce così la indiamo al giorno d'oggi. Questo è divertente secondo me da fare. Ti azzecchi. Sono un bel po' di personaggi a schermo che si muovono. Questo palese solo PC. Chronicles Medieval. Palese proprio questo. Ma però esce in accesso anticipato, poi uscirà la 1.0. Non è detto che come hanno fatto altri ma titoli. su console questo ci può più, sì. Troppa gente. No, forse sulla 5. Per quando Sulla uscirà Pro. magari Sulla la mia, Pro, sì. o forse parliamo davanti. No, forse più avanti. Bel 6, mettici un bel 6 davanti. Piedi. No, piedi pesce. Quale pesce com'è? Make it loud. Ok. Ok, c'è una presentazione interessante.
Fanno le zanne però sul vampiri. Quello mi stava un attimino chiedendo pure io, sai? Siamo sotto pazzoso particolare, sembrano mini di legno quasi. Mea mea. Avrei detto quasi a un anime a un certo punto, ho detto questo è un cazzo di anime nuovo perché sembra un opening. Sì, ma si gioca in questo gioco. Forse una serie nuova che è stata annunciata, cioè, Ma magari veramente una serie? No, però no, non lo si a no, c'è del gameplay, è a aspetta. turni, lo zi. È un RPG a turni. Lo zi, questo si prende. Ah, quello era Sea of Remnants. Già l'avevamo sentito. C'era un Dante però di lato, capisco. Guys, is it me or is there something off with this one? Yeah, he seems different. Has he always had that mustache? Che sta succedendo? A mustache. Oh yeah. Ciao. Hey, buddy, what's your deal? Howdy. Name's Ryu. What's all this? Ma io col baffone. Che sta succedendo? Leon, perché ti stai creando una questione con Rio? Che avevano lasciato. Sì. Porca della rega, era lì. No, Rio, no. Ah, ok. Era uno Diciamo, spot. se devi fare il Summer Game Fest devi avere il segmento pubblicità. Spot divertente, per carità. Però Ok, un'altra missione per Hitman. Ho letto, se non mi sbaglio, nel gioco della WWE che c'è il CEO di Rockstar, una cosa del genere, come personaggio sbloccabile. Ah, infatti era Wiz Khalifa, dicevo che ce la facciamo conosciuto. Ma Khalifa parente? Aspetta, Lozzi. Lozzi, questo è uno di quei plagi di Pokémon, aspetta un momento. Ha trovato uno spot al Summer Game Fest. Aspetta. Ma è Palworld si è preso lo spot ai Summer Game Fest. Allora, ci pensavo 3 giorni fa che ci volevo rigiocare. Grande. Bello l'altro questo, bel plagio. Cosa sta succedendo? Oh no, sta arrivando Nintendo. Oh no, ci vuole far chiudere. No, cioè, scappa, sorella, dove cazzo vai? In realtà inizia proprio con la palla in mano. Bello. Vabbè, povero. Palmo. Penso che saranno nuovi. Pesce spada, Gianmarco. Sì. Ma ha aperto il pesce spada, Gianmarco. Sì, ha anche buttato il corpo, però va bene. Da 1.0 esce. Potrò pensare di riprenderti, dai. La 1.0 la volevo provare. Figo come trailer comunque. Ah, c'è pure il plagio di Arceus. 10 luglio. Vabbè. La 1.0 di Valve. Ok, va bene. Quando usciva e nessuno credeva che poi sarebbe uscito, invece. Non mazza. It's been a long 8 years. Ci troveremmo. The Wolf Among Us 2. Bello. Bello. Grande ritorno.
Era da un po' che erano inattivi, mi sa. No, ma non mi sembra era stato forse preannunciato già tantissimo tempo fa la cosa che stavo dicendo che offro prima. Regen, Nintendo, niente. C'era Hitler. Niente proprio. No, nel senso, diceva il plagio a Palworld. Ci ha provato Regen Nintendo, solo che ha preso le palle in faccia perché non poteva bloccare una cosa non sua, effettivamente. Quindi palle in bocca e silenzio. Ha fatto il casino, ma le è andata Mi pare però forse qualche palla hanno dovuto ritoccare. Sì, Mi pare qualcosa sì, l'hanno dovuto ritoccare. Però alla fine subassero. Ho tutto il bene. La data? Beh, dovresti darla. Dovresti essere bravi, va bene. Per l'anno nuovo va bene. Vabbè, offerta sul liquido. Esce il primo remastered, qualcosa del genere. His lips are sealed, but I'm not helpless. See you around. I was wondering when you'd turn up. Tanto cazzo remasteri però. Vai, l'HD version. passato per le console nuove, così anche al giorno d'oggi chi mo si riesce a giocare la remastered. Vabbè, considerando quanto tempo fa è uscito il primo, boh dai, c'è alle vacanze di Natale. Chi non aveva un PC Emotion Play se lo può comprare sotto Natale, gli piace e si prende pure il secondo. Conosce il nome perché se ne è parlato tanto e se ne parla tutto Natale. Kingdom Hearts 4. Manca solo PC Game Footage. Fissando qualcosa? Forse non sto comprendendo un'ovvietà. No, aspetta. Stellar Blade 2. Stellar Blade 2. Sei la figlia di... Ma non ha... You're acting a little strange today. L'ambientazione è bellissima. E ci c'entrerebbe anche con Stellar Blade, il tipo di ambientazione, anche la qualità del modello. Solo non capisco che cosa... Ma questo sembra il Joker. No, vabbè, sarà un cyborg. No, forse no. Comunque, secondo me sì, sono gli sviluppatori di Stellar Blade e penso sia il sequel diretto o qualcosa di simile. Funziona davvero su PC. La camera è diversa. Già questo... Forse perché è il momento un attimo di esplorazione. Non c'erano prima, perciò quindi... già sarebbe una novità. Allora, se non è Stellar Blade, un attimino il titolo, voglio capire. Salve. Si è iniettato qualcosa il bro. Il bro sta... Lo schifidol. Oddio. Mi pare questo forse... Mi sta dando sempre più l'impressione di Stellar Blade. No, zio, questo è Stellar... No, questo è lo stesso studio, non so se è il 2 però. Potrebbe. Io il primo appena possibile lo devo iniziare. Tu ce l'hai qua, tra l'altro è il mio, oltretutto. Anche per ritardo. No, se no lo riprenderò, semplicemente. Io sì, già, ma io ti guardo e ti direi Stellar Blade 2. Questo mi sa che è proprio Stellar Blade 2. E se non è Stellar Blade 2, no, ma l'altro Oasi mi pare che stava in Stellar Blade. Se non mi sbaglio. Questo è Tatsuya Mishi. È bellissima l'ambientazione. Ok, è cambiato un po'. Se rispetto al primo. Sembra più incentrato quasi sul singolo fight piuttosto che su un gruppo. Sì, comunque Stellar Blade, c'ha pure il mega paccone. Sì, questo è Stellar Blade, sì. No, è qui nuova già, ma... Ah, però se non mi sbaglio il bar è lo stesso, e il costume è anche uguale a quello di Eve. Potrebbe essere il sequel diretto.
nome nuovo, ma sequel Comunque della lo voglio storia. provare questo qua. Io questo lo prenderò. Lui è un cantante K-pop, dici Regan? Magari sì. Stellar Blade 2. Stellar Blood Rain. Blood Rain. Sì. E non è Stellar Blade 2, è... no, ok. Magari Va uno benissimo. spin-off That was a good one. della saga. Shift Up is returning to the world of Stellar Blade with an all-new sequel developed entirely by the original team that's here today. Ah no, è proprio sequel, quindi È specificato dal team originale. eh sì, Shift Up. Specificato. On the events of the first game, introducing a new protagonist you saw there, Evie. It's early in development, and we'll have more to share in the future. Sì, vabbè, in base al finale ci può stare. But not quite. It's been Almost exactly 3 years since Street Fighter 6 was released in June 3 anni ci ho pensato subito a Kingdom Hearts. This is Street Fighter 6 Year 4. Vabbè. Ok, anno 4. Ok, chi esce? Tordu. Street Fighter 6 is already entering year 4, but I can sense that we already have new challenges on the horizon. Salve. Yasmin. Salve a lei. Poi. Axel. Arjun. E chi si Brizzol. Britz. No, Bosch. Qua conosci sta gente? Non conosco. La conosci? Tifa. Questa la conosco. Che cazzo c'entri tu qua Tifa. dentro? Perdonami, Tifa. Sorella. Che cazzo ci fai tu qua dentro? Tette. Ma questo è Capcom, che ci azzecchi tu qua dentro? Collab. Bella collab questa. Tifa è perfetta, così. Bella collab. Ok, questo inaspettato. Va bene. Posso? No, già, ma Sì, sì, no, chiarissimo. io lo parlo. Chiarissimo. Ah. Sì, ho preso pane e pesce ultimamente, erano più buoni. And today, we're announcing the special collaboration with Final Fantasy. Bello stage, però spero di vedere presto quanto prima qualche scena del PG. Dov'è l'altro gioco? Dov'è? Pezzi di merda. Allora se non si vede manco oggi Kingdom Hearts, cioè, ma resta una sola possibilità. I Tokyo Game Awards. Tokyo si è fatta fusione, cioè, o al Tokyo Game Show o per la fine dell'anno Game Awards. Io poi penso quest'anno si debba vedere Kingdom Hearts, perché sennò veramente il gioco si va buono, esce fra 3-4 anni. Speriamo che Nomura muore también. Non far morire a nessuno. Speriamo. そして今日はまだお伝えできないんですが、ファイナルの象徴的な要素もバトルに落とし込んでいます。We We cannot show it today, but we adapted an iconic Final Fantasy element to the battle experience. ティファの戦いはまだまだ終わりません。ぜひこれからの展開にも期待してください。Tifa's fight is far from over. We hope you all look forward to what's coming next. Sì, fai vedere, fai vedere. Io Street Fighter 6 ce l'ho ancora segnato, che come lo trovo a prezzo budget per la modalità quella là in giro, quella là mi ci diverte. Vabbè, fai rientrare quello di Square Enix. È finito. What's it gonna be, guys? Come fai una... È finito? Sì, final announcement. Besides this. GTA. Zitti. Zitti tutti. For the final battle. Tekken nuovo. Long ago, a shadow fell upon our planet. Guided by calamity, one man sought to make it through reunion. By his will, Final Fantasy VII, la Parte terza 3. parte. È lui, Così. Sì, sì. Unexpected.
Infatti manco me l'aspettavo. Non credevo. Square Enix. Ora è boccata. Trollati anche oggi. Mannaggia la miseria. Oh. Vincent, non c'è Vincent. Nascosto, nascosto. Sì, si può usare l'Ico per esplorare tutte le cose. Eccolo. È lì, lo zio, è lì, ce l'hai, ce l'hai. Lo zio, ha troppato pure. Ma che vuoi di più? Di troppo. Sì, c'è provato. Sì, io seleziono lui e a posto. Ehi, Demon Form. Guarda come te lo fanno vedere, guarda. Ma pure Sid. Sì. Cazzo, mica lo sapevo io. No, Sid poi entra nel parco. Ma Erin non c'è? Erin? No. Ma sei sicuro? Me l'avevo vista però. Magari fanno pure 4 crossover. Ma Cloud quindi quel cattivo che c'ha la materia nella spada e guarda il vuoto. E poi quello va un attimo a capire. Oh. No, le weapon sono grosse. Oggi qua tu godi come un bastardo. Ma questa è l'ultima parte, lo zio. Questo dovrebbe essere l'ultima parte, sì. Ma questo è Bump. Let us put your faith to the test. Cloud. Quindi mappa del mondo, ecco. Ok. Nome? Revelation. Ed Data. esci. Data. Never would have made it this far without you guys. And I won't let you down. I promise. Allora è morto. Allora è morto. Niente data però. Allora già ma visto che è uscito relativamente da poco, se ci pensi, che già hanno fatto vedere tutto questo. Oh, ah no. No, è lui che cazzo per è un attimo, narrative. Che cazzo per è? un attimo ci toglio. Ma scusa, ma restavi sul palco. Buona Ti mettevi in un angolo e aspettavi. Ok, magari dice l'anno. Cioè hanno mostrato un bel po', quindi stanno belli avanti. Già, ma Se quello sta dietro le quinte esce, io lo tiro una madonna enorme. ここまで来れたのもこの物語を信じて待ち続けてくれた皆さんのおかげだと本当に感謝をしています。 I'm truly delighted to unveil Final Fantasy VII Revelation, which is launching simultaneously on all platforms. Ok, esce ovunque già. Insieme. Non potevano dicere, giustamente facciamo uscire anche sul The One, su Switch, esce su tutto. Who continue to believe in the story and waited for this moment with us. 今作のテーマは決意です。 Io ho paura che abbiano fatto scegliere a Nomura il titolo e ha scelto Revelation perché dentro ci sarà qualche botta grossa, ci incazzeranno tutti a bestia. Già. 2029. And find the resolve to march toward the final battle. そして私自身もこのシリーズを Potrebbe essere. という決意を胸にこの作品と向き合ってきました。 Quindi l'anno prossimo Kingdom Hearts 4 vogliamo fare. The resolve to see the series through to its very end. 皆さんに E quindi è tutto. Sì, è l'ultima Ok. parte, già, ma l'ultima parte, cioè tutto il finale. We're committed to delivering this experience in its ultimate form. Please stay with us and witness what lies beyond that resolve. Today, to have guidance on our path, please show me in Welcome to the Stage the voice of Vincent Valentine, Matt Mercer. Matt Mercer, mio fratello, il master più grande del mondo, il più forte. Sì, è lui. Thank you very much, Hamaguchi-san. It's truly a privilege. Sì, nel primo dei due fra. No, devo dormire e non dormo. Non mi svegliare. Va bene, non mi svegliare, va bene. I think we just kind of need to dive right in. What do you say? What do you say? Let's do it. Take me Take away, Matt. Matt. I don't mind if I do. Ed è altro. We reunite with our hero. Vabbè. The meteor looms in the skies above. A Constant reminder of your mission. The grave threats you confront as you embark Ah, questo è upon your Luca. journey. Sì. And face the Oshinoko. conclusion of the remake series. Mm. Aboard the Hive, your very own airship. Yeah. The shimmer fleets, you'll take to the skies and witness our most expansive open world yet. From the outskirts of Midgard, Che sono c'è da esplorare. the warrior nation of Buta,
Simply pick a direction, set sail. Lo zio. Io non credevo facevano questo, l'hanno fatto. Lo zio, mi sa che per questo ti servirà un upgrade. Per lui mi servirà l'upgrade. Mamma mia, lo zio. Wow, lo zio, caccia sta a morire. Prendi, ti lanci e ti tuffi sulla mano. Speriamo in un caricamento in game senza... Su X dicono che FIFA sia trovabile. Magari. Magari. Insomma, è semi open world, non è a strutture a zone come i primi due, hanno fatto tutta la mappa ed è un pochettino... Oh, sì. Ci sono tutti i tranne un personaggio organizzato, senti, guarda Each with their own story that brings you closer together than ever. But a good unit needs more than friendship to save the day. It needs a disciplined combat regiment. The hybrid battle system, established in Remake and refined in Rebirth, is perfected in Revelation, putting even more power in your hands. Include real-time action, seamlessly switch between party members, even the odds. Then, the fight calls for strategy. Enter tactic to unleash a suite of powerful new spells and abilities. Activate devastating synergy with your companions. And of course, call on mighty summoned entities that can turn the tide of battle. Qua mi serve l'upgrade. Non ce la fa PS5 normale a prendere tutta sta roba insieme così. Poi se Square Enix c'è riuscita, tanto di cappello. Bravissimo. Però Bello, 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 molto bello, bella bomba. quindi è la struttura del 2 con ste parti di mappa che io avevo già fatto nell'originale, però rese grosse e un pochettino esplorabili. Qui è proprio tutto il mondo. Oh, sì. Poi se ti fai trovabile e prendi punti bonus, è da valutare la cosa. Since you brought it up, let's have a look at our newest coffin-dwelling companion, Vincent Valentine. Vai, un piccolo sneak peek. Botta de manco il DLC mi hai fatto uscire, ti davo pure i soldi, Square Enix. E li darai qua, dire qua. Vincent is a deft gunslinger, capable of delivering precise high-yield shots. But there's more to this secretive former Turk than meets the eye. The result of experimentation in the hands of Shinra. Vincent can transform into the Galleon beast. Mi hanno fatto i peggio esperimenti, giustamente, e lui reagisce in questo modo. Sì, run tutta con Vincent, lo dico già, Full Vincent. Synergies disrupt the fight with ferocious results. Chissà se c'è pure la cosa del fatto per avere l'altro razzo rispetto a quello che dà di base alla storia. Scopriremo, lo scopriremo. No, cioè, ma il problema è che mo, oltre a Lightwind, per completare le cose che si facevano nel Final Fantasy VII originale, c'è anche la sezione col sottomarino e si dovrebbe andare sott'acqua. Penso verrà mostrato altro nel corso del tempo, quindi non so se se lo giocheranno già stasera. Function integrated tactical super, or the for short, allows you to customize your playstyle with new uniforms and unique moves alongside your equipment and materia. This gives you an extra edge in battle. To face what's coming, all the Giustamente. Quindi ci sono sottoclassi equipaggiabili per dare vari aspetti. Oh, the weapons, ancient beasts that are larger than life, capable of untold destruction. Will you be enough to stop them before it's too late? As the world is torn apart, you and your friends must unite. In Revelation, we come to the thrilling conclusion of the Final Fantasy VII saga. And your mission is clear. Take up the Buster Sword. Equip your materia and stand together. Sì. Qua devi dire solo tu qua. Diciamo appuntamento e ci troviamo. Però se non mi dici quando, sì, no, questo veramente sembra molto buon punto in realtà il gioco. Cioè sembra veramente pronto. Porca la puttana. Che modo dici?
Aspetta un attimo, si devo sparare lui. Sì, perché stanno presentando, manca una cosa, che cosa manca? La data, boom, 2027. Bringing us this extended look at Final Fantasy VII Revelation. Sì? I think I speak for all of us when I say we cannot wait. But Mark, I I think think we we ended ended the video too early. I I hate to leave that story unfinished. unfinished. Is that right? Ci manca la data. Well, Cacciata. you better take a Better look. take a look. Così. Caccio la data. Così. Ma, allora, se danno il giorno esatto di uscita, già adesso Mario. Square Enix ha messo le palle in testa. Poi rifletti, pensi a Kingdom Hearts 4. Sì. Possiamo fare stessa cosa cortesemente? Poi arriviamo a 2 settimane prima dell'uscita, c'è stato un problema. No. Che cos'è? Sempre Weapon? Io sì. Cazzato nero. No, le weapon sono brutte. Sì, infatti non si capisce un cazzo quando parla in inglese Non quello. si capiva il finale delle parole. Ci ha provato almeno, rispetto a Kojima, Cristo Dio, che manco ci prova. Ognuno fa a modo suo, Invece di fare le foto ai piedi delle tipe. Questa roba non ci che caccia la data, perché qua succede Spring l'anno prossimo. autunno? Primavera? Che cazzo Primavera 2027. Primavera che mesi sono? Devi fare prima dell'estate dell'anno prossimo, non c'è più. No, pensavo pacchetto tutti Esce e già tre. così. Ma così, bello e buono. Buono, sì, buono, frate tuo. Kingdom Hearts non uscirà mai l'anno prossimo. Kingdom Hearts no, non uscirà. To all platforms next spring, which is appropriate for today because SGF is really a celebration. Ma perché quel giorno, un paio di anni fa, avete deciso di lanciare quel teaser di Kingdom Hearts 4 e dire lo stiamo facendo, si fa una fatta parecchio? Niente, punto di domanda. Non vuoi salutarci con un ultimo omaggio da parte della casa? Dottor Regan, buonanotte. Buonanotte. Ma come fanno i saluti? Aspetta, no. Oh, Final Fantasy Revelation. No, belle Con bombe. periodo già d'uscita, questo mi sembrava troppo presto per essere vero. I rumor che sarebbe uscito qualcosa che su questa cosa qui avevano ragione. Allora, a posto, molto contento per varie cose, però mi hanno fatto fare un'altra volta per Shimano. Un'altra volta per Shimano. No, Marco, io Però sono riuscito a vederlo tutto. sì, Pensavo durasse di più. sì. Ma quello giustamente è i Game Awards che durano un bel po' di più. Questo è a quanto contenuto. Molto contento di essere riuscito a vederlo. Io contento, a posto, poi mi devo rivedere quel trailer con calma, soprattutto verso il finale, perché la nomina francese non c'era nel remake del primo, quindi mi ha depistato. Però a questo punto il fatto che è stato aggiunto pure la zona esplorabile a Parigi come inizio, bene. No, belle cose. Final Belle Fantasy, cose. minchia, no, è stata una bella cosa, bella cosa. Forse Di solito la parte centrale nei Summer Game Fest, che è sempre quella più lenta, è stata meno lenta delle altre volte, è stato gestito molto bene. Magari Nintendo forse si poteva sforzare un po' di più invece Ci degli si altri dice- e basta. Un po' triste. Direct settimana prossima di Nintendo. Poi Nintendo, Auguriamocelo. se ci vuoi dire qualcosa, visto che hai fatto uscire una Switch 2, Magari. Vabbè. ragazzoni belli, buonanotte È a stato tutti, un noi piacere. ci vediamo nei prossimi giorni. Buonanotte. Buonanotte.